Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Cross Generation è un esperimento della redazione di Crossing TV, la prima web TV fatta da giovani e più giovani. Siamo ospiti di Radio Città del Capo che potete ascoltare e seguire tutti i giorni all'indirizzo www.radiocittadelcapo.it. Porteremo in studio le Cross Generation, le generazioni che senza timore si attraversano, si incrociano e si mixano fra vite, culture e sogni differenti. Musiche, passioni, sentimenti e molto altro ancora passeranno da questi microfoni. Bentornati amici di Cross Generation, io sono Azze Bluca Trombetta e siamo qui in compagnia di Nico Hidalgo, sedicenne, studente degli Aldini Valeriani di Bologna, in operatore meccanico di origini filippine. Ciao Nico. Ciao. Hidalgo, raccontaci la storia di questo cognome. Praticamente mio nonno era di origine spagnola, perché gli spagnoli ci hanno colonizzato nel 1400 e è successa questa cosa qui, che mio nonno è diventato mezzo spagnolo. Quindi il tuo cognome è spagnolo, che vuol dire? È nobile. Nico il nobile. Le tue passioni, raccontaci un po'. Ma le mie passioni sono il basket e la chitarra, dove suono di solito quando sono solo, dove mi sfogo oppure non riesco a fare niente, suono la chitarra, ma la mia passione in pratica è il basket. Allora Nico, suoni la chitarra ma da solo, perché non è il caso di fare concerti ancora, oppure sei pronto per un bel concerto? Beh, sarebbe bello fare un concerto, però non trovo un gruppo, comunque se mi chiamano posso ancora suonare. Beh, questo è un appello di Nico, cercasi gruppo per suonare la chitarra. Sarebbe bello comunque. Nico, basket, chitarra, operatore meccanico, ma cosa vuoi fare da grande tu in realtà? Ma io ho sempre deciso da piccolo che da grande volevo diventare un giocatore di basket, ma speriamo che succeda questa cosa, perché il basket è la mia vita, secondo me. Allora raccontaci la tua vita attraverso la palla da basket. La prima volta quando è stato? La prima volta era con una pallina di carta che avevo 5 anni, 6 anni. La lanciavo sempre dentro la spazzatura, così mi divertivo così, poi vedendo dagli altri, dai più grandi, ho deciso di prendere una palla da basket, quello normale, giocare, fare i tiri normali. Oggi a che livello sei? Beh, sui livelli, non proprio professionisti, ma quasi? Gioco bene. Dove giochi? Adesso gioco alla Libertà San Felice, a Bologna. Come siamo in campionato? In campionato siamo imbattibili, ragazzi. Fantastico, fantastico. Coppa quest'anno, quindi? Speriamo, andremo ai playoff, ma spero tanto di andare. Senti, ma so che non si può dire, ma chi è in realtà la squadra più forte attualmente? Di Bologna secondo me è la Virtus. Ho sempre tifato la Virtus, secondo me è la squadra più forte. E invece il giocatore più forte? Michael Jordan, da sempre. Di quelli che ancora giocano invece? Allen Iverson e LeBron James, però... Scusa, Kobe? Kobe Bryant, che è uno dei più forti, che segna ancora moltissimo. E poi fra 2 anni Nico? Fra 2 anni ci sarò io. Ottimo. Speriamo, se Dio mi darà l'altezza in più, visto che sono non tanto alto, non tanto basso. Speriamo che mi dia ancora un po' di altezza e aspetterò. Sui 1,85 speriamo. Ma in che cosa sei tu? Guardia playmaker, però di solito faccio la guardia perché tiro bene la palla, palleggio anche bene. Se non c'è il playmaker faccio il playmaker. Bene, Nico con la sua palla gira per Bologna. La cosa più bella di questa città? Ma secondo me è il capitale da basket questo. Ma anche per il fatto che dei campetti dove mi trovo bene, mi socializzo con della gente. Campetti quali? Dove vi ritrovate? Noi ci ritroviamo in Piazza dell'Unità,
se volete venire. Comunque ci ritroviamo quando c'è il sole, sempre, d'estate, oppure anche se c'è un freddo, giochiamo lo stesso col sole, comunque, non quando c'è la pioggia ovviamente, però... Quindi questo è il posto tuo preferito della città? Sì, sì. Ah. Senti, è il posto invece che proprio non ci vorresti mai andare? Ma io a Bologna mi trovo bene, non mi è mai successo niente, quindi di posti brutti non ce n'è secondo me, perché è molto bello sta città. Ho vissuto molti anni fino adesso, trovo ancora bene. Piazza dell'Unità, che cosa... Tu dici giochiamo, facciamo, diciamo, ma chi siete? Siamo... vabbè, c'è anche una squadra che abbiamo chiamato Piazza dell'Unità Boys perché viviamo quasi lì tutti i giorni, quando c'era il sole giocavamo, ma in pratica socializzavamo con altre persone, altri stranieri, diciamo anche diverse culture. Tipo dei cinesi, degli africani, eritrei. Chi sono i migliori a giocare? Filippini. Beh, certo, Nico se la tira. Ma Piazza dell'Unità, per chi non lo sapesse, è una piazza un po' particolare, è proprio un incrocio di spesso è una strada, esatto. Sì, è un incrocio, credo. Spesso c'è gente che passa in mezzo al campo anche, sì, perché sì, ovviamente ci sono anche molti bambini che passano. È un luogo particolare per giocarci, perché forse magari a volte non è comodo, ma bello, proprio per molto bello, cioè è libero, diciamo, che uno vede proprio il campetto, dice giochiamo, perché c'è un campetto lì molto bello, non proprio nascosto perché è in mezzo alla strada, diciamo. Poi il brutto, comunque ci sono dei bambini che attraversano il campo, quindi non riusciamo a giocare molto bene. Un 5 contro 5 tutto a campo, quindi giochiamo di solito metà campo così. E organizzano anche dei tornei 3 contro 3 infatti a metà campo, perché così non succede questa cosa qui. Quindi c'è un ottimo equilibrio tra la popolazione e voi giocatori di Piazza dell'Unità. Sì, c'è molto equilibrio secondo me, perché socializzi con altre persone che vengono, diciamo, da altri paesi lontani. È un campo molto bello, libero, anche tranquillo, non ci sono dei mafiosi, diciamo. Nico, se fossi un albero? Io sarei, secondo me, un albero di bambù. Se fossi un piatto da mangiare? Piatto di pasta, ragù. Se fossi un fiore? Un girasole, non so. Se fossi un paio di scarpe? Le Nike Dunk, Michael Jordan soprattutto, perché è il mio idolo. Se fossi un mestiere? Un medico. Se fossi un genere musicale? Hip hop. Se fossi un animale? Un leone. Sul ruggito di Nico noi vi salutiamo e vi aspettiamo per la prossima puntata. Grazie Nico. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Cross Generation, la radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.